Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle relazioni tossiche che ogni tanto il vostro Marietto nelle consulenze incontra, ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. In più il vostro Marietto vi dice che se avete bisogno di una consulenza costa 20 euro. In PVT ci si chiama solo Marietto per questo. Eventualmente avete bisogno invece di risposte brevi e gratuite, c'è il mercoledì alle 20:30 alla sera sul canale YouTube il Marietto coadiuvato da Hildegarda, e al sabato alle 15:30 sempre nel canale Marietto collegato con Hildegarda. Bene, parliamo un po' di queste relazioni tossiche che ogni tanto nelle varie consulenze si trovano. Si trovano cose molto tristi, cioè praticamente sono dei narcisisti, per lo più maschi, che non affrontano mai la realtà perché non gli interessa, con la propria vittima, con la propria compagna, e magari se si litiga questi personaggi tirano fuori scuse di un uomo caduto per terra 30 anni prima e lo rimacinano ancora. Eppure la vittima o la compagna è sempre attratta da questo soggetto che gioca un po' come il gatto, come il topo. Insomma, in altre parole, ci sono delle situazioni così ambigue che la persona che gli è vicino praticamente a un certo punto resta soggiogata, schiavizzata, sodomitizzata, e praticamente non si riesce più a capire come cercare di sfuggire da questa schiavitù. Chiaramente questi narcisisti non gli è mai interessato questo rapporto, ma lo tengono solamente di facciata fin quando non gli interessa, e poi cosa fanno? Poi scappano. Oggigiorno con questi social noi vediamo che nascono come funghi. Perché loro fondamentalmente su 30.000 amicizie buttano l'amo per 30 persone e poi giocano come il gatto e il topo. Nascono queste unioni, queste comunioni di persone, e poi chiaramente la persona più debole, che in questo caso di solito è sempre il lato femminile, si innamora, crea castelli in aria e poi resta schiava di questa mappa mentale che il narcisista gli ha messo dentro la mente, e quindi incomincia a ricamare e a fare tutti i suoi progettini. Ma il narcisista, lo sapete, non affronta mai la realtà, perché in fondo non gli interessa. A lui gli interessa solamente soddisfare la sua mente problematica, la sua mente, non direi malata, ma il suo gioco del gatto e del topo. Allora alcune volte alcune persone contattano il vostro Marietto e cercano delle soluzioni. Di solito magari cercano di far ritornare il narcisista, però farlo tornare, e magari queste persone pensano che torni e sia sempre, come si suol dire, quello che magari hanno conosciuto la prima settimana, e gli altri 2 o 3 mesi di periodi siano stati degli errori, colpa magari della vittima. Ma nella realtà il narcisista magari si è fatto vedere per 2 o 3 settimane, ma anche 2 o 3 mesi, un fiore all'occhiello, e poi dopo ha tolto per forza di cose la maschera e si è rivisto quello che è. Quindi quando si cerca di far tornare questi personaggi bisogna rendersi conto che non tornerà mai il sogno, ma tornerà l'uomo senza maschera, e purtroppo certe vittime, certe persone restano soggiogate da questi specchietti per allodole, no? E allora il vostro Marietto vede molto spesso queste situazioni e resta un pochettino amareggiato, perché si rende conto quanta forza hanno queste persone in questo rapporto. Tendo a dire quelle persone che praticamente sono i narcisisti, perché impongono il loro volere senza che la vittima se ne renda conto. Cosa consiglia il vostro Marietto? Il vostro Marietto chiaramente, quando vede certe situazioni, cerca sempre di far vedere al proprio cliente la situazione com'è, però chiaramente il 90% delle volte la persona è troppo attratta da questo specchietto per allodole e non riesce a mettere a fuoco bene la situazione. Si può intervenire con, ad esempio, dei sigilli salomonici planetari, proprio per colmare questa lacuna, questo buco energetico
che questi narcisisti riescono a colmare nelle proprie vittime, oppure si riesce a utilizzare dei riti operativi in un certo senso propiziatori per fare in modo che questa persona non incontri più soggetti del genere, oppure se la cosa è veramente importante e grave, in cui vediamo che il soggetto o la signora o il signore sono proprio praticamente non dormono, non mangiano, non vivono, allora in questo caso qui si potrebbe operare direttamente sul soggetto, sul cliente, per fare in modo, con una dagita, per fare in modo che lui perda questo interesse verso questa, tra virgolette, schiavitù, che poi schiavitù non è, ma in fondo alla fine è quello che si vede da questi rapporti. Certo, sono cose importanti, sono cose da valutare bene, però purtroppo alcune volte questi narcisisti riescono a entrare così bene dentro i rapporti con un'altra persona, capire così bene i meccanismi che fanno leva sulle debolezze delle altre persone, che non ci vuole, che non si può fare altro. Boh. Detto questo, il vostro Marietto per il momento è finito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del YouTube di The Garden del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, ricordandovi che alle 20:30 ogni lunedì teniamo un percorso esoterico gratuito, il The Garden Marietto Veneziano, qua di Vati del Miglias. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.